Buongiorno a tutti e bentrovati all'ascolto di Primo Movimento, il programma di novità discografiche curato da Attilio Fortunato. Quest'oggi in console abbiamo Marco Cristilli, mentre Giorgia Franceschi si occupa della cura della regia per questo venerdì 1° settembre 2017, per il quale la parola musicale è addio. E quindi quanti addii, è proprio il caso di dirlo. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato nella storia, per esempio, dell'opera lirica, però anche nella musica sinfonica c'è almeno un brano che sicuramente starà risuonando nella mente dei nostri ascoltatori, i quali però devo dire spesso ci sorprendono anche con suggerimenti musicali molto molto particolari e rari. E quindi vi invito a partecipare anche quest'oggi mandandoci appunto le vostre proposte d'ascolto per questa sera a Radio 3 Suite al 335 intanto 56 34 296. E come anticipavo a Marco Filoni, il nostro viaggio nei cataloghi delle principali etichette discografiche italiane e internazionali dedicate alla musica classica principalmente, ma non solo, oggi parte dalla Russia e appunto forse sarebbe meglio il caso di dire dall'ex Unione Sovietica, perché il doppio CD che stiamo per presentare, pubblicato da Melodia, si riaggancia a un momento molto importante della storia musicale e discografica dell'URSS, ovvero gli anni 60. Faccio soltanto una piccola premessa. Nel 1964 il Consiglio dei Ministri dell'URSS istituì proprio l'etichetta Melodia come etichetta di Stato che operava in regime monopolistico. Contestualmente anche i centri di produzione furono unificati e questo che cosa comportava? Due cose molto importanti. Primo, il grado di sinergia che ovviamente si creava con la radio e la televisione di Stato e con le orchestre appunto ad essa legate, ma anche con orchestre storiche appunto come il Bolshoi, eccetera. E dall'altra parte, e le due cose sono legate, la vastità del catalogo che evidentemente l'etichetta Melodia ha accumulato nei decenni. Pensate che nell'archivio si contano perlomeno 300.000 nastri d'epoca e oggi che l'etichetta Melodia è una società privata, e lo è diventata dopo il crollo dell'Unione, una delle parti più importanti della sua attività consiste nel rimasterizzare incisioni d'epoca. E arriviamo così appunto alla prima proposta discografica di oggi, che è un'incisione del 1964, scusate, 68, rimasterizzata e pubblicata da Melodia de Il Gallo d'Oro di Nikolai Rimsky-Korsakov. L'orchestra, appunto, è l'orchestra sinfonica e il coro della radio e televisione di Stato dell'Unione Sovietica. I direttori sono Alexei Kovalyov e Yevgeny Akulov e noi adesso ascoltiamo proprio il prologo dell'opera. In questo caso il ruolo dell'astrologo è interpretato dal tenore Gennady Pishkayev. Buon ascolto. E questo era il finale dall'atto primo del Gallo d'Oro di Nikolai Rimsky-Korsakov che abbiamo ascoltato in questa edizione del 1968, rimasterizzata in 2 CD, pubblicata dall'etichetta Melodia. E andiamo avanti con la nostra programmazione rimanendo in Russia, ma diciamo andando un po' avanti nel tempo sul piano del repertorio, per presentare una raccolta in 4 CD pubblicata da Brilliant Classics. La raccolta si intitola Russian Guitar Music of the 20th and 21st Centuries, musica russa per chitarra del XX e XXI secolo, interpretata dal chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu, che, piccola nota di attualità, lo scorso 14 luglio ha fatto un bel concerto alla Carnegie Hall di New York e fra le tante recensioni positive che ha avuto, c'è una che in particolare ha messo in evidenza non soltanto ovviamente la qualità del suono di Porqueddu, ma anche il tipo di programma che è stato proposto e che ha permesso al pubblico americano evidentemente di scoprire una serie di brani autori del repertorio chitarristico contemporaneo che forse non erano molto noti. Questa vocazione alla ricerca, diciamo così, di Cristiano Porqueddu e anche la sua passione per la musica del presente e passato prossimo, per così dire, è anche il filo rosso, il filo conduttore di questa raccolta dedicata alla musica russa per chitarra.
in cui tra l'altro i brani sono contestualizzati rispetto alla storia dell'Unione Sovietica, della rivoluzione d'ottobre, all'epoca appunto post-sovietica. E il primo disco della raccolta è dedicato a Boris Vladimirovich Asafiev. ehm, che era un compositore e critico musicale che nel 1926 rimase letteralmente folgorato da un concerto di Andrés Segovia e quindi decise di scrivere per chitarra. Noi adesso ascoltiamo appunto di Asafiev il tema con variazioni da Tchaikovsky. Boris Asafiev, tema con variazioni da Tchaikovsky, l'abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Cristiano Porqueddo, chitarra, dal primo dei 4 dischi che compongono la raccolta Russian Guitar Music of the 20th and the 21st Centuries, pubblicata da Brilliant Classics, che propone anche musiche di Viktor Kozlov, Valery Kikta, Sofia Gubaidulina e tanti altri.